È rientrato l'allarme sull'esclusione di alcune aree industriali della Sardegna, segnatamente Ottana, Porto Torres e il Sulcis, dal decreto del governo sulle aree di crisi complesse. I sindacati CGIL e CISL Willy ieri avevano annunciato battaglia dopo aver esaminato la bozza del provvedimento normativo che sembrava escludere l'isola. Sulla questione è intervenuto con una nota l'assessorato regionale all'industria che sottolinea che la Sardegna non è assolutamente esclusa dal provvedimento del governo che riguarda l'estensione degli ammortizzatori sociali per i lavoratori delle aziende situate nelle aree di crisi complessa. Il provvedimento del governo, sottolinea l'assessore dell'industria Maria Grazia Piras, non estromette la nostra regione. Già da mesi la delibera risale al dicembre dello scorso anno. Avevamo deciso di presentare le istanze per le aree industriali di Porto Torres e del Sulcis e comunicate ai ministeri competenti. Poiché sono stati inseriti gli interventi sugli ammortizzatori sociali, la Regione ha accelerato l'iter dell'istruttoria che ha richiesto un lungo lavoro, chiuso e condiviso col governo. Il prolungamento degli ammortizzatori sociali per i lavoratori, prosegue l'assessore Piras, è accompagnato da progetti di nuova industrializzazione e da politiche attive del lavoro e consentirà di mettere in sicurezza molte persone, così come concordato anche con i sindacati. Si tratta di una procedura aperta per cui ci attendiamo che qualsiasi provvedimento adottato dal governo includa anche le richieste alla Sardegna. I sindacati ieri avevano segnalato che nella prima stesura del decreto del Ministero del Lavoro, che individuava 9 aree di crisi industriali, era esclusa la Sardegna. In particolare, il decreto prevede la possibilità di estendere la cassa integrazione per 12 mesi e garantire un sussidio di 500 euro mensili a chi è rimasto senza paracadute sociale. In Sardegna sono circa 5.000 lavoratori che rischiavano di essere esclusi da questo provvedimento.